Passarelle dei Burci, apre il cantiere e iniziano le polemiche. La prima riguarda l'avviso di avvio del cantiere presentato alla stampa il 1 febbraio, con sindaco di Casier e assessore regionale, dimenticandosi il primo cittadino di Silea, Piazza, comunque parte in causa, e soprattutto la sovrintendenza. Dal parco fanno sapere che il progetto è comunque stato presentato il 18 dicembre e che l'allestimento dei cantieri ne è la logica conseguenza. Altra polemica riguarda il materiale, a sollevarla chi ha scritto lo statuto dell'ente parco. Partono i lavori, io mi auguro che le facciano con tutte le regole previste soprattutto dallo statuto del parco regionale del Fiume Silia. A quanto sento sembra che non siano fatte solo in legno larice come è stabilito dai protocolli. Mi sembra che stanno facendo qualcos'altro. Se fanno questa cosa sicuramente io le porto in quel posto qualche centinaia di persone, perché il Sile è sacro e bisogna tentare di mantenerlo com'è. Sotto accusa quindi l'acciaio al posto dei pali in legno, pare imposti nel progetto originale. Una sostituzione che tra l'altro metterebbe a rischio tutta l'area dei Burci, dove un sottile equilibrio naturalistico mantiene stabile ciò che rimane degli antichi barconi. Materiale che secondo Italia Nostra sarebbe vietato dall'articolo 23 dello Statuto del Parco. Pronta la risposta del presidente Nicola Torresan. Articolo non attinente alla zona e sostituzione concordata con la sovrintendenza. Insomma non c'è pace per il parco, o forse per la giunta che lo guida, in una guerra continua con comuni esclusi, associazioni scettiche sull'operato ed ex presidenti col dente avvelenato.